chiedo che sia dato il giusto e corretto valore al lavoro. Mauro Boccato, a capo di alcune aziende di carpenteria metallica, è arrabbiato e deluso per rispetto della quarantina di dipendenti e del concetto stesso di lavoro dignitoso. Non vuole partecipare ad appalti pubblici che lo costringono a lavorare in perdita. Il motivo? Un preziario della Regione Veneto, varato a maggio, che per le materie prime, ad esempio alluminio e acciaio, paga un prezzo giudicato irrisorio, troppo basso anche solo per sopravvivere. E così ha deciso di presentare ricorso al Presidente della Repubblica. Ad aggravare la situazione il fatto che nelle regioni confinanti, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia, i prezzi sono molto più alti. Da non crederci, insomma, che nella regione del Veneto fossero dei prezzi così bassi rispetto addirittura alle regioni confinanti. Chi partecipa oggi sa di dover lavorare in perdita con tutte poi le conseguenze del caso. A queste condizioni, insomma, è impossibile lavorare. No, impossibile significa che mettere a repentaglio molti anni di lavoro, di sacrifici e quant'altro per un preziario e per delle disposizioni che ritengo assurde. Il pericolo è che le aziende fuggano dal Veneto andando a lavorare nelle regioni confinanti, dove i prezzi sono mediamente del 50-60% più alti. Qui l'aumento per riuscire a vivere, sopravvivere, se io guardo anche quelle delle regioni, deve essere mediamente del 50-60%. L'aumento del prezzo che ha fatto la regione del Veneto rispetto a un preziario fermo dal 2019 per quanto riguarda la carpenteria è del 1,8%. Prezzi bassi che tra l'altro rendono difficile anche investire nella sicurezza dei cantieri, voce alla quale è destinato solo l'1% della cifra complessiva degli appalti. Ora, dopo aver presentato il ricorso, si aprono due strade. La Regione può chiedere il trasferimento del fascicolo al TAR del Lazio oppure rivedere il prezzario.